Today we will show you how to prepare the Sicilian bruschetta with capers, olives, pepper and garlic. Let's begin preparing the cream of green olives. Let's grind then also the pepper and the capers. Let's grind also the garlic. And let's crumble everything all together. Once we made this, we can prepare the bruschetta. Let's take a pan very hot. Let's add some oil. Let's put some bread in the pan. I suggest you to use a very tasty bread. Let's toast the bread. In the meantime we can put some oil in the path of olive. I suggest you to use a very tasty oil. And now let's serve the bruschetta. Let's put into the plate the bruschetta. Let's add over it the olive path. Allora andiamo a prendere una padella bella calda, aggiungiamo un goccino d'olio, mettiamo il nostro pane normalmente di giarratana, andiamo a dare una giusta olitina a questo pane. Nel frattempo prendiamo il nostro patè di olive con il nostro olio extravergine di oliva, normalmente olio che produciamo noi, e siamo pronti. Il pane è pronto, andiamo a servire la nostra bruschetta, serviamo la nostra bruschetta, aggiungiamo il nostro patè di oliva, e buon appetito. Compare e comare, ora che mi ha mangiato e mi ha bevuto, arrordamene un proverbio antico, che le guaira la pegnata, i canusce, la cucchiara, che la remina.